Bentornati in diretta, siamo ancora insieme a Sveglia Trieste, sono le 8:05 del mattino, abbiamo ospite in studio Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, buongiorno, ben arrivata. Buongiorno a tutti. Allora, grazie di essere qui, stavamo parlando un pochino così fuori onda di quelli che sono gli articoli oggi sul giornale, c'è questo approfondimento, l'abbiamo letto prima, riguarda le zone rosse, i controlli in zona rossa, 20 persone allontanate in 7 giorni, insomma i primi risultati li avevamo già anticipati domenica con un servizio del nostro Gianluca Paladin. Qual è la sua opinione, insomma, dell'adozione di queste zone rosse in città e dei controlli, insomma, che oggi sono così messi in numeri sul giornale? Beh, allora partiamo dai dati concreti e dalle percezioni, direi. Sì. C'è sicuramente una percezione da parte delle persone di criticità e i fatti confermano, nel senso che ci sono episodi di vario genere che riguardano microcriminalità e atti di vandalismo. Diciamo, le persone quando leggono le notizie giustamente li mettono tutti insieme, anche se hanno delle origini ben diverse, no? E probabilmente anche degli attori molto diversi. È possibile. Allora, io ho percepito, perché mi piace sentire anche cosa pensano le persone, ho parlato un pochino con le persone e c'è tanta inquietudine. L'episodio anche della signora anziana, fra l'altro estremamente vigorosa, perché infatti l'abbiamo anche intervistata, poi magari, a dispetto di tutto una persona estremamente vigorosa che mi ha colpito, mi ha anche fatto tenerezza anche perché sia io che mia madre abbiamo subito aggressioni. Si sta parlando di però di 20 anni fa. Capito. Entrambe una ventina d'anni fa, e gli attori non erano stranieri, erano in entrambi i casi italiani, almeno che nel mio caso erano napoletani, almeno che non riteniamo che fossero stranieri, perché ma no, era una battuta ovviamente per sdrammatizzare. Quindi episodi c'erano episodi anche violenti, insomma, però la percezione che c'è adesso è di grande inquietudine. Le persone hanno paura di andare per strada. Ora, facciamo un'analisi di quello che però sono le zone rosse. Io ho percepito che la presenza ho percepito, parlandone con le persone, la presenza dei militari, dell'esercito, in tutti quelli con cui ho parlato, come dire, avvalora il fatto che ci siano dei problemi. Cioè, è quasi un boomerang da un certo punto di vista, perché le persone dicono, caspita, se dobbiamo ricorrere all'esercito, vuol dire che la situazione è, qualcuno aveva usato il termine anche fuori controllo, no? Perché se dobbiamo mettere l'esercito... Esatto. Allora, io vorrei fare invece un commento così un pochino più ragionato. Se andiamo a vedere quello che è successo con la signora anziana, la signora hanno rincorso chi ha colpito, che si è diretto verso una zona rossa. Non era in una zona limitrofa e si è diretto, è scappato nella zona rossa. Chiaro. Quindi c'è qualcosa che non sta funzionando. Perché anche chi ha inseguito questa persona ci ha raccontato, poi l'abbiamo intervistato, uno dei signori, insomma, che hanno inseguito questo ragazzo, ci ha raccontato che non c'erano pattuglie, non c'erano pattuglie, e quindi anche qui andrebbe fatto un ragionamento. E quindi era in piena proprio zona rossa. Era in piena, cioè la zona dove è stata era proprio limitrofa, però guarda caso
Quindi c'è qualcosa che non sta funzionando e se c'è il telefono, dopo dubbi, lo riprendiamo, riprendiamo perché vi racconto ancora alcune cose. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite. Buongiorno Fulvio. Guardi, io non ho mai diretto squadre di polizia o dell'esercito, niente, ho fatto la leva militare e quindi quello ho imparato. Però se non si vive il territorio non serve mandare gruppi di 3, 4, 5 vigili o carabinieri o polizia. Devono girare, devono vivere il territorio, non sarà risolvibile in 1 o 2 giorni, ma dopo 1 settimana, 10 giorni parlando con chi vive il territorio si riesce a capire qualcosa. È anni che si parla, io portavo sempre l'esempio del maresciallo Scalabrini a Servola. Lui andava a fare la spesa, lui viveva a Servola, poi aveva anche altri interessi, per l'amor di Dio. Ma c'era la caserma di carabinieri e lui faceva il giro a piedi, sentiva, parlava, vedeva se c'era qualche faccia nuova. Adesso sarà un po' più complicato, non dico di no, ma le cose così non stanno andando bene, non serve mettere gruppetti di 4-5 poliziotti. Adesso ci sono dei sistemi con cui si può comunicare anche stando da soli. Un poliziotto non deve intervenire immediatamente a meno che non ci sia un grave pericolo, ma deve chiamare subito i rinforzi. Questa è una cosa. La seconda cosa, non è possibile che nel territorio libero di Trieste, con le peculiarità del trattato di pace, ci siano tanta gente che stanno perdendo il lavoro. Non è possibile l'omertà, non è possibile i politici, ma qualsiasi persona deve dire: cari signori, noi abbiamo queste peculiarità che ci vengono dal trattato di pace, questa è la salvezza per la nostra gente, per i nostri giovani. Non si può più stare zitti, non è un fatto politico, è un fatto di onestà, è un fatto di onestà. Basta tirar fuori gli allegati del trattato di pace che è legge della Repubblica Italiana. Se il più bel paese del mondo sta andando alla deriva, non è colpa nostra. Se ci hanno dato una ricchezza con il trattato di pace, non è colpa nostra. Colpa nostra è non attuarlo per salvare la nostra gente. Quella è la colpa. Grazie Fulvio. Non si può più nascondersi dietro a un dito. Grazie della telefonata. Allora, questo è l'intervento di Fulvio che parte dall'attualità, no? È ottimo, perché io ringrazio Fulvio perché ha puntato il dito nella direzione in cui volevo andare, e che nella direzione in cui va la mozione urgente che ho consegnato oggi. La questione non è creare delle aree che vengono considerate rosse, che così può sembrare anche, diciamo, mediatico come comunicazione, no? Le aree rosse e così via. La questione è che bisogna affrontare il problema alla radice, e ha citato subito quello che è la prima richiesta che io faccio. La prima richiesta che io faccio di impegno, di indicazione della Giunta, è di considerare la riattivazione del vigile di quartiere, perché ha detto bene Fulvio, non servono i dispiegamenti di forze che sembrano più, diciamo, orientati a dare messaggi di stiamo facendo qualcosa, siamo presenti sul territorio. Poi vediamo che nell'efficacia, come abbiamo visto per Via Foscolo, non sono stati tali. Serve una figura che viva il territorio, qualcosa che c'era già. Quindi non basta semplicemente riprendere. Qual è la differenza? Lo ha citato bene Fulvio, il signor Fulvio, è il fatto di presidiare il territorio, conoscere il territorio e parlare con le persone, con le associazioni, vedere dove ci sono le criticità, segnalare dove ci sono le aree di degrado poco illuminate, perché ci sono tante situazioni che possono, come azioni che possono essere fatte e che io per ora non vedo. Allora si sta facendo un qualcosa che sembra più
come dire, di comunicazione verso le persone, e anche lì direi non è efficace, perché la presenza di militari può dare l'impressione che non si ha sotto controllo la situazione. Si sceglie di in qualche maniera creare un perimetro. Signori, nelle altre città dove è stata creata l'area rossa, la microcriminalità si è spostata dove? Nelle zone periferiche, insomma non è abbastanza... è un fenomeno che abbiamo già visto. È un fenomeno già visto in altri comuni d'Italia, quindi qualcosa con le zone rosse, con il meccanismo di fatto non funziona. Fra l'altro, vogliamo guardare i dati? Sì, Delle 20 persone che sono state in qualche maniera allontanate, solo il 2%, solo il 2 di quelle 20 erano legate allo spaccio, quindi al problema iniziale. Quindi, come dire, vuol dire che tutto il resto non è l'azione che è stata creata non sta andando nella direzione corretta di prevenzione e di andare a individuare il problema. Ed è per questo che ho depositato questa mozione che tocca i 3 punti. Dicevo, prima il vigili di quartiere, perché è quello che crea il rapporto con il territorio. Chiaro. E dà risposte, come dire, di rassicurare le persone. È presente, è conosciuto soprattutto. E conosce il territorio, no? E conosce il territorio. Poi bisogna agire su quelle che sono le motivazioni e quindi andare a individuare le motivazioni e poi monitorare quello che si sta facendo e vedere come migliorare la questione. Deve essere integrata la cosa con le associazioni del sociale, con il servizio del sociale del comune, perché solo in questa maniera riusciamo a integrare, fare un'azione che sia assolutamente efficace, no? Chiaro. E quindi adesso, senza entrare nei termini... Allora, c'è un'altra telefonata, sentiamola. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Maurizio Iannarelli, buongiorno. Buongiorno Maurizio, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi permetto intanto di salutare e di dare un buon proseguimento di chiacchierata, vista anche la mia esperienza passata di operatore delle forze dell'ordine e anche in qualità attualmente di presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Trieste, sì. In merito all'importante osservazione fatta dall'ospite relativa al controllo del territorio, meglio della presenza del poliziotto, del carabiniere, del vigile di quartiere, ricordiamo che c'era, naturalmente i risultati erano importanti perché si creava proprio quel rapporto di empatia con la cittadinanza, si conoscevano molte cose naturalmente di quello che succedeva, insomma era un vecchio modo di fare, tra virgolette, polizia. Sicuramente, senza entrare in polemica con nessuno, ma proprio per essere obiettivi, la spending review, ma soprattutto anche una riduzione degli organici, la mancanza del turnover, eccetera, almeno per quel che riguarda il comparto della Polizia di Stato e anche dei Carabinieri e della Finanza, ha comportato logicamente un venire meno di risorse umane. I presidi sul territorio sono mancati e di conseguenza è mancato proprio anche questo controllo diretto, quotidiano, de visu. Diceva bene il signore prima della presenza di Scalabrina a Servola, punti di riferimento, persone importanti. Purtroppo qui la politica ha grosse responsabilità, e tutti, da A alla Z. La sicurezza, ho sempre detto, anche quando facevo sindacato, non ha costi, o meglio ha tanti costi, ma non deve avere colori, deve essere intesa come un'opportunità di crescita per valorizzare le potenzialità di una società e di una nazione, appunto, andando così a parlare, ma soprattutto bisogna tenere presente sempre che chi è in strada, cioè il rapporto, i poliziotti, i carabinieri, il vigile del fuoco, il poliziotto locale, sono persone al servizio della collettività, trascurano il proprio tempo, naturalmente i propri affetti, lo fanno con passione, con difficoltà di mezzi, risorse economiche. Non voglio entrare nelle polemiche degli ultimi mesi, chi ha ragione, eccetera, eccetera. Ricordo che
di recente ho partecipato anche a un convegno di una delle più importanti sigle sindacali del comparto della sicurezza della Polizia di Stato, dove si parlava dell'importanza dell'umanità. Ecco, a volte manca questo rispetto verso l'uniforme. Questo fa più male. Naturalmente, ripeto, bisogna partire da tanti anni addietro. Parlo a livello nazionale, logicamente. Certo. Il problema è sempre stato considerato, e lo è ancora, un problema emergenziale, quello dell'immigrazione. Non è vero, è strutturale. E ha ragione la Richetti quando dice che bisogna fare rete, perché soltanto facendo rete si può crescere e si può dare le opportunità a tutti di crescere e di trovare i propri spazi. Grazie. Grazie a Maurizio Iannarelli, insomma un operatore della polizia, anche se lui dice insomma da poco. No, si percepisce la passione e quindi non è ex assolutamente. Per il proprio lavoro, no? Per il proprio lavoro, sì. E non posso che condividere assolutamente tutto quello che ha, pari per tutto quello che è stato detto. Assolutamente, si è risparmiato con la spending review in maniera sbagliatissima. Io l'ho sempre detto, l'ho visto non solo nell'ambito della sicurezza, ma nell'ambito dei servizi dell'istruzione, della scuola, dell'università, della ricerca. È stato, a mio avviso, veramente una scelta poco accorta, perché lo Stato, quando è in difficoltà, deve ottimizzare sicuramente le spese, ma invece deve investire per poter far crescere la comunità e creare, generare movimento e lavoro. Quindi sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo sul anche l'analisi, perché ci siamo un po' appunto siamo andati in quella direzione del creare rete. Volevo fare una riflessione ulteriore rispetto alle zone rosse. In pochi è comparso qualche articolo sul Piccolo anche qualche giorno fa, e io ci avevo riflettuto subito, avevo detto ma caspita, cioè la ordinanza sindacale, no? Ha creato questa chiusura dei locali a mezzanotte. Tipo di scelta che va di fatto a penalizzare soprattutto le persone, diciamo, oneste, cioè gli esercenti che in qualche maniera danno servizio e che da questo tipo di ordinanza sindacale saranno penalizzati. Non è stato, secondo me, affrontato con visione non ha visione questo tipo di ordinanza, perché questa è una città turistica, non puoi chiudere a mezzanotte se come dire, vai a penalizzare anche te stesso come vocazione turistica appunto della città. Ma poi vai a penalizzare anche quelle persone che desiderano socializzare anche dopo mezzanotte, ma che presidierebbero il territorio. In queste occasioni è fondamentale presidiare il territorio, quindi la presenza. Ora, come capite, sono critica rispetto a delle scelte che chiaramente vogliono, quelle delle zone rosse e l'ordinanza sindacale vorrebbero agire su quelle che sono state gli episodi degli ultimi anni, o anche sulla classifica di Trieste rispetto la sicurezza, la percezione della sicurezza, ma anche tutte le denunce rispetto alla sicurezza. Però parliamone, non è con la zona rossa che si risolve la questione dell'aumento delle violenze domestiche. Signori, non serve nulla quella situazione lì. E cioè ci sono gli atti vandalici, non sono nell'area, diciamo, centrale di Trieste, e quelli a che risposta stiamo dando? La percezione della sicurezza delle persone è complessiva e quindi bisogna fare
prevenzione veramente rispetto a questo disagio sociale. Diverse perplessità insomma su questo strumento ce le racconta anche Francesco, che scrive: buongiorno, cosa significa 20 allontanati dalla città, che gli danno un bel foglio di via con il quale dice si puliscono le scarpe, ci vuole, temevo qualcos'altro, ecco, no ma c'è scritto così, è stato gentile signore, ci vuole il pugno duro, posso assicurarvi che nei paesi di provenienza le cose vanno in maniera differente, avendo lavorato all'estero anche in Africa. Sono culture diverse, difficilmente integrabili, dice il signor Francesco. Non si cambiano le regole del gioco o si cambiano le regole del gioco o non se ne esce. Guarda caso in Slovenia, Croazia, in Austria non ne vedi uno. Grazie e buon lavoro. Insomma, questa è l'analisi del signor Francesco su questa questione. Anni di Lamorgese dimettiti, scrive invece Davide, quando viviamo in una bolla propagandistica, ieri tutta colpa del ministro, nelle città colpa del sindaco, a seconda del partito, sempre sulla questione sicurezza e immigrazione anche in qualche modo. Un'informazione, seguo il Consiglio Comunale, scrive ancora Davide, sarebbe possibile sapere quanti interventi fanno i vari consiglieri con tutte le discussioni importanti per Trieste, non ho mai sentito alcuni consiglieri, sono presenti solo per fracare il botton, chiede insomma Davide, si dà così lancia questa domanda. Questa è una cosa un po' interessante, è interessante da vari punti di vista. Io ho fatto presente sia quando c'è stato la delibera che ha aumentato il percepito dei consiglieri, della politica, diciamo, dei consiglieri comunali, e ho obiettato che attualmente non c'è trasparenza rispetto agli atti istituzionali, non politici. Certo, noi consiglieri abbiamo anche un ruolo politico che in qualche maniera svolgiamo nella città, no? A contatto con le associazioni, con le persone e così via, ma quello è l'aspetto politico. Noi abbiamo un ruolo, diciamo il percepito, l'economico, diciamo, è legato al tipo di attività che facciamo e dovrebbe essere legato, e quindi a mio avviso deve essere assolutamente trasparente. Allora in quell'occasione mi hanno chiesto esplicitamente di ritirare la mia richiesta, che avevo fatto ufficiale con un ordine del giorno, proprio un emendamento, in realtà una modifica della delibera, che chiedeva che ci fosse la condizione di una trasparenza rispetto a tutti gli atti, le azioni, che sono molteplici, di vario tipo, non ci sono solo le mozioni, no? Come diceva il Signore prima, ci sono gli interventi in aula, ma ci sono anche le richieste di accesso agli atti, ci sono le richieste di modifica, ci sono le proposte e così via. Perché non dobbiamo rendere conto alla cittadinanza? Perché la cittadinanza non deve sapere quali sono le nostre proposte e ascoltarle. Perché, come dice chi ha scritto, qualcuno non è mai intervenuto e sembra che a livello istituzionale il suo compito sia quello effettivamente di votare da indicazione di partito. E questo chiaramente non rende trasparente proprio quelle che sono le proposte politiche e le scelte che vorremmo fare. Ecco. Il presidente Pantecca ha detto che effettivamente questa è una richiesta che lo stesso ANAC fa, ricordo, per tutti i comuni di Trieste dell'Italia, l'ente contro la corruzione, no? Certo, l'anticorruzione. Dell'anticorruzione e quindi cioè, dobbiamo andare in quella direzione. Io spero che al di là della
della condivisione, poi facciamo qualcosa di concreto, come avviene per altri comuni, come avviene per il Consiglio regionale, dove gli interventi dei consiglieri sono pubblici in qualche maniera. Sono assolutamente pubblici, è vero. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Gino. Sono perfettamente d'accordo sul concetto espresso dalla signora Ricchetti sul fatto delle chiusure. E anzi, dico di più, cioè è una forzatura che si è imparata dal Covid, cioè è la soluzione più semplice. Chiudo tutti a casa, non succede niente perché nessuno può creare niente, perché sono chiusi. Chiaro. Però questo è un filo conduttore che lega molte cose, lega questo, lega il fatto appunto che è successo col Covid, lega al fatto che l'ospedale ha 3,7 letti per ogni 1000 abitanti invece del 5 che è il valore italiano, lega il fatto che non c'è polizia, carabinieri, sono tutti sotto organico, e lega sto fatto della paura di perdere il posto di lavoro, cioè è un clima che si sente e che la gente a un certo punto ha paura che il giorno dopo non sarà neanche più in grado di sostenersi, e quindi questo dura non da adesso, dura da parecchi anni, da quando siamo in questo clima europeo in cui ci dettano delle leggi che non ci servono a niente e quelle che ci servono ci distruggono. Però i nostri politici su questo seguono il famoso binario, cioè invece che la politica dica dove andare, noi subiamo il gruppo del potere finanziario ci dice voi dovete andare su questa strada. Capito, e la strada è che si danno i soldi all'Ucraina per buttare via, per uccidersi e buttare armi e ringraziare le varie aziende americane eccetera, e non si fa niente per la popolazione, e qua bisogna cambiare strada. Non sarà sicuro Trump a farci cambiare, però almeno ci darà una spinta, però bisogna che i politici si svegliano su sto fatto. Grazie. Grazie Gino. Allora, voleva commentare, dopo dobbiamo andare rapidamente in pubblicità. Io farò un rapido commento. Questo tipo di intervento che ha fatto Gino rispecchia chiaramente il sentire di un cittadino che dice tutte le criticità, perché ha parlato di lavoro, ha parlato di salute, ha parlato di sicurezza, ha parlato di investimenti per le armi, quindi argomenti a tutto tondo, ma quello che dice, se io posso riassumere, è che la politica in questo momento non sta prendendo veramente in gestione i problemi e non li sta affrontando. Chiaro. Fa delle azioni che sono di tipo, diciamo, mi viene propagandistico in questo momento, non mi viene di essere così più, potrebbero sembrare di propaganda, ecco, diciamo, o diciamo soluzioni facili, ecco, per non voler essere mal interpretata rispetto a quelle che sono i miei intenti comunicativi. E questo è molto grave, perché questo ingenera paura e giustamente ha detto il cittadino non si sente che viene considerato per i problemi che deve affrontare nel quotidiano. Dov'è la politica nel quotidiano? Che facilita, che rassicura, che è presente, che cerca di trovare soluzioni. Ecco, le zone rosse, a mio avviso, non trovano le soluzioni in questo, non vanno a cercare di risolvere le motivazioni, di affrontare. Vogliamo parlare anche della migrazione? Stesso problema, sono assolutamente d'accordo, la migrazione in questo momento è strutturale, non mi ricordo chi l'avesse detto. Maurizio Iannarelli, l'ha detto, è strutturale, verissimo, e quindi come tale va affrontata, non mettiamola sotto il tappeto, perché così la polvere farà muffa.
È così. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ma prima volevo far vedere la situazione di Muggia, perché come abbiamo annunciato dovrebbe esserci l'acqua alta proprio in questi minuti, e qui la situazione attuale con le paratie che sono state posizionate già ieri, e quindi al momento sembra abbastanza sotto controllo, però l'acqua è abbastanza alta, come potete vedere, insomma, da questa immagine. Poi seguiremo appunto la situazione di Muggia con il nostro Gianluca Paladin, che si sta recando proprio da quelle parti. Allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco. Bentornati in diretta, 8:38 del mattino. Abbiamo già una telefonata, siamo con Alessandra Ricchetti del Movimento 5 Stelle, consigliera comunale. Allora, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e la sua ospite, sono Dino. Dino, io buongiorno. volevo fare una riflessione su questa città che noi abbiamo. Purtroppo sugli organi di stampa ogni giorno c'è scritto, adesso vediamo la crisi della class, prima abbiamo visto la crisi della Gevarzi, prima abbiamo visto le altre industrie che sono state chiuse. Trieste non ha più praticamente industria, cioè Trieste era fondata anche sull'industria oltre che il porto, soprattutto sull'industria, diciamo. Avevamo l'ESIT, l'ente zona industriale, che non esiste più. Allora io mi chiedo, come una città può andare avanti senza avere un programma di investimento, soprattutto industriale, per dare lavoro ai nostri figli, ai nostri nipoti? Non c'è più un futuro. I nostri giovani che si laureano, che si diplomano, vanno via perché non hanno una sicurezza sul lavoro. Abbiamo cose obsolete qui a Trieste, abbiamo il sincrotone che è stato fatto 40 anni fa, l'area di ricerca idem, la SISA idem, altre cose non sono state fatte niente. Cioè, purtroppo, dispiace dirlo, però quegli ultimi 20 anni che è stato sia la destra che la sinistra, ma soprattutto possiamo chiamare in causa anche questa amministrazione, che è 20 anni che ci governa. In 20 anni abbiamo perso 40.000 cittadini, se voi andate a guardare le statistiche. Il commercio è quello che è, si punta su un turismo che è di 3-4 giorni, che non porta il beneficio per nessuno, per gli occupati, oppure quelli che occupati a ore, cioè vuol dire a prendere 5 euro all'ora. Cioè, Trieste ormai è quasi, lavorativamente è desertificata. Capito. Cioè non hanno un programma. Abbiamo la sanità, prima il signore che mi ha preceduto ha detto, io per esempio l'altra settimana mi occupo anche della parte sanitaria, di un'associazione, mi hanno chiamato su al pronto soccorso, ho parlato con la dottoressa invitava le persone ad andare a casa perché avevano 70 persone stipate nei corridoi, nelle sale di pronto soccorso, e non riuscivano perché mancava i medici per visitarli. Ma dove siamo arrivati? Ma anche in Africa non succede queste cose. Eppure Pedriga aveva fatto la campagna elettorale contro i Serracchiani, anche giustamente perché aveva chiuso qua. Ma lui che cosa ha fatto? Almeno per i Serracchiani avevamo la vita specialistica, avevamo ricovero, avevamo una protezione di salute. Qua, con questa, soprattutto per le amministrazioni di destra, abbiamo visto che hanno tagliato e puntano tutto sulla sanità privata. Se tu devi fare una vita specialistica ti dicono fra 6-7 mesi, se paghi in privato vai dopo 10-20 giorni. Ecco. Cioè questo è un'offesa per chi ha lavorato una vita e ha pagato i contributi. E questo infatti i cittadini devono rendersi conto che non si va a votare, quando si va a votare non si deve andare a votare come un ultra, ma se io sono un tifoso di una squadra, sono obiettivo, dico ha giocato male e dico è giusto che perde. Questi qua fanno le cose male e vengono premiati i cittadini, ma i cittadini è controsenso questo. Capito, cioè andate Dino. a votare con la vostra tasca, con quello che spendete voi. Io non ho mai visto gente che mi viene a chiedere non ho i soldi per pagare il funerale della moglie. È successo 3 casi quest'anno, mai successo in 74 anni che ho. Mamma mia. Gente che mi è venuta a chiedere non abbiamo i soldi per pagare il funerale. E io le dico, se avete un'idea di 6.000 euro dovrebbe essere il comune che fa carico. Cioè non informano niente. Le Caritas, che ha un aumento del 30% di persone che vanno a mangiare là, del ceto medio.
Allora il ceto medio calcolato è 35.000 e 50.000 euro all'anno. Vorrei sapere, basta guardare le statistiche a Trieste, quanti sono sotto i 35.000. Allora siamo tutti poveri a Trieste. Ed è vero, perché la gente si vergogna di andare neanche a fare la spesa. Se lei va al PAN, alla mesa, verso la mesa, oppure la sera quando buttano via le verdure, vedrà quante persone, Ci sono sia là tante che persone famiglia, che cercano, vanno insomma, a prendere le verdure che scadono, che andrebbero buttate. Siamo alla fame, questo è il problema. Grazie Dino, Buongiorno. grazie del suo Buongiorno. intervento, Buongiorno. insomma tanti spunti da Dino, che parte dalla crisi della flex, poi insomma fa un'analisi, demografia, sanità. Dino ha fatto un'analisi puntuale e molto chiara, direi, di quello che sono il problema, di quello che fra l'altro intendevo io quando dicevo la politica non si sta prendendo carico di quelle che sono le problematiche e le criticità che il triestino, che la persona deve affrontare ogni giorno. Ha ragione, non si può andare solo verso una città turistica. Un comune che è orientato solo al turismo è un comune fragile per vari motivi, lo ha detto bene Dino, cioè il tipo di lavoro ingenerato da questo tipo di economia è un lavoro purtroppo che porta ad avere una paga molto bassa per gli occupanti. Il turismo, fra l'altro, incide tantissimo sulla vita quotidiana dei residenti, e quindi ci dovrebbero essere delle azioni in questo senso, perché ricordiamo che aumenta i prezzi in alcune aree, ma rende assolutamente non disponibili gli appartamenti, le case per l'acquisto e per gli affitti. Poi c'è la questione dell'industria, effettivamente cosa si sta facendo in quella direzione? Allora, Dino ha riportato quello che è uno degli articoli che ha sul Piccolo, che è quello della Flex, esatto, della Tirso, c'è una pagina intera sulla crisi industriale a Trieste. Ma secondo me sta toccando anche un altro articolo, che è quello del confronto che c'è stato su Portovecchio. Ecco. E lì a me interessa andare, perché io ho letto con grande interesse quelle che sono state presentate dal quotidiano come le opinioni degli esperti. Ebbene, sono stata molto rincuorata, perché sia il rettore, sia quelli che sono stati definiti esperti hanno fatto le stesse identiche richieste e puntualizzazioni che ho fatto io con i miei emendamenti e gli ordini del giorno in occasione della delibera di fattibilità su Portovecchio. Una delle obiezioni che avevo fatto c'è, come ha detto Dino, una contrazione demografica, dobbiamo creare le occasioni per richiamare giovani, non farli andare via, e lo ha detto anche il rettore professor Di Lenarda. Dobbiamo creare degli spazi all'interno e delle occasioni di lavoro e di opportunità per i giovani ricercatori, cosa che io ho richiesto in quell'occasione, che è stata bocciata, ed sono contenta che venga riproposta dal mondo accademico, perché vuol dire che assolutamente è valida, ma soprattutto la politica torni indietro e ne prenda atto. Il rettore ha detto: dovete inserire nelle gare delle condizioni che favoriscano questi insediamenti, cosa che proprio ha usato le parole, potete andare a controllare, vi passo i documenti, le precise parole che ho usato io. Dobbiamo andare verso allo sviluppo di lavoro, per non solo al turismo o
quello che potrebbe diventare una speculazione edilizia. Dobbiamo fare delle zone calmierate per prezzi per studenti perché quello è un altro grave problema. È un'altra delle richieste. E poi gli richiamare la cosiddetta Silicon Valley anche a Portovecchio. Avevo chiesto un protocollo in sinergia con Regione, perché ci deve essere anche la Regione che crea le condizioni, in modo che a Portovecchio ci sia la spinta per andare realmente verso uno sviluppo di tipo anche diciamo informatico, information technology, no? Quindi io sono assolutamente, da un certo punto di vista, felice perché sono in linea con quelli che sono stati definiti esperti. Sono amareggiata perché tutte le mie richieste sono state bocciate e quindi la politica, quella che in questo momento sta amministrando, apra gli occhi sull'importanza di certe scelte, perché Portovecchio sarà una delle occasioni per andare in controtendenza rispetto a quello che ha denunciato il signor Dino. Il signor Dino che ha telefonato prima. Allora abbiamo un'altra telefonata in attesa. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco. Non saluto nessuno perché sono incavolato nero. Ieri ho visto gli agenti che avevano il metal detector. Quello che dicevo io, che dicevo e dico, è da 10 anni minimo. No, è stato fatto ieri perché c'era la pruderia dei grandi papaveri, sia i prefetti, i questori, forse sindaci e tutto l'ambaradan delle alte sfere. Vediamo un po', ieri se c'erano questi, perché oggi non ci sono? Perché ci sono solo quando sono le grosse autorità e noi che sosteniamo queste autorità non abbiamo diritto di avere un rispetto per noi. Col metal detector sarebbe più facile alle forze dell'ordine, invece no, solo in occasioni così. Ma siamo noi che sosteniamo queste grandi autorità che praticamente cosa fanno? Sono persone come noi, solo certo. Perché hanno 4 soldi da spendere, i nostri soldi da spendere, e credono di fare il bene per il popolo. Non è vero. Grazie Mandi. Grazie Franco da Udine Nord. Allora. Io faccio una lettura un pochino diversa da chi è intervenuto ora. Allora, io non richiedo più metal detector da tutte le parti, ci sarebbe ulteriormente un'azione in qualche maniera grave di invivibilità, in generale una situazione di invivibilità per i triestini. Vogliamo riflettere su quello che è successo ieri in Risiera, a mio avviso gravissimo, perché crea, come dire, un grande dolore per chi ha voluto partecipare a questa commemorazione. Intanto c'erano solo degli agenti maschi, scusatemi, ma è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti delle signore che si sono presentate lì. E questo è una cosa che io so di tante persone che hanno deciso di non entrare e quindi sono state private della possibilità di commemorare un momento che in questo momento, la memoria di quel momento è assolutamente importante, perché dove ci sono crimini di guerra, contro l'umanità, io ritengo ci sia sempre da fare una riflessione. Quindi io voglio fare una lettura che è diversa, perché quando c'è stato Mattarella il metadetector
non c'era. Fatevi una domanda. Chiarissimo. Allora, vediamo il nostro Gianluca Paladin, ho intravisto nel preview, che si trova già a Muggia per documentare l'arrivo dell'alta marea. Allora, rapidamente un primo collegamento. Buongiorno Gianluca, com'è la situazione a Muggia? Buongiorno Laura, siamo in Riva del Mandracchio, come puoi vedere, con le paratie che hanno già svolto il loro lavoro, perché di fatto l'acqua è debordata avanzando appunto verso il centro cittadino. Adesso è già in leggero calo, però insomma siamo ancora comunque a rischio che possa invadere nuovamente la carreggiata, ma le paratie hanno funzionato, come puoi vedere adesso, senza farci investire, ci avviciniamo. Ecco qua le paratie per la sperimentazione che è stata fatta già l'anno scorso con il sindaco Polidori, che appunto aveva sperimentato il loro funzionamento anche nel pieno centro storico, e quindi era stata allagata, era stato allagato il centro cittadino per vedere il funzionamento di questo sistema che appunto ha retto bene. Oggi è ovviamente allerta gialla su tutta la regione e il pericolo acqua alta a Muggia era effettivamente segnalato. Bisognerà monitorare anche Grado e Lignano per il rischio mareggiate invece, che è appunto un altro problema che riguarda quella zona. Qui la protezione civile pronta a intervenire nuovamente appunto se l'acqua dovesse superare di nuovo la soglia e quindi dal porticciolo invadere nuovamente la carreggiata. Andiamo però a sentire l'assessore alla protezione civile. Assessore De Sanctis, buongiorno. Mettiamoci magari qua, che così le macchine sennò così possono passare. Allora, diciamo che le paratie sono effettivamente servite, dopo la sperimentazione avvenuta anche l'anno scorso il sistema ha retto, funziona bene, il picco di marea c'è stato poco fa, adesso è già in leggera discesa e la protezione civile è pronta comunque ad agire. Comunque noi abbiamo montate ieri sera i volontari, 6 volontari, li hanno montate in circa 50 minuti. E questa mattina è tornata un'altra squadra, abbiamo avuto il picco alle 8:30, qualcuno dirà ma se va su qualche così le cogliamo un po' meglio anche, no? Comunque è andata bene così, l'acqua è venuta, ha tenuto e adesso poi sarà comunque un work in progress, perché poi ci sarà anche il problema eventuali dei fontanazzi con i tombini interni nella cittadina, quindi abbiamo incominciato ad affrontare il problema finalmente. Nel centro storico la situazione è tranquilla? No, oggi sì, perché siamo arrivati, calcola se non c'erano le paratie l'acqua arrivava dall'altra parte. Comunque abbiamo incominciato a fare, questo è un collaudo sostanzialmente reale, cioè una situazione reale proprio. Anche perché Muggia conosce bene il problema dell'acqua alta, mi ricordo gli anni scorsi, gente che girava in canoa addirittura. Sì, in piazza, bravo, me la ricordo anch'io, quella bruttissima, quella canoa, no? Ecco, siamo avuti anche quasi 60 centimetri, no? Quindi abbiamo incominciato a risolvere i problemi, questa amministrazione ha cominciato a fare qualcosa, negli ultimi 50 anni è stato fatto niente per questo e queste cose si stanno ripetendo sempre più spesso, quindi bisogna intervenire sicuramente. Assessore, la ringrazio e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a voi. Grazie Assessore. Ecco Laura, vedi, adesso mi sposto anch'io, mi sposto qua, ecco. Vedete? Qui siamo proprio a pelo, anzi l'acqua forse è risalita leggermente, sta già invadendo di nuovo. Tocchi proprio con mano, non la carreggiata, però comunque sì, tocco con mano l'acqua, non è neanche troppo fredda Laura in realtà, si sta anche una temperatura godibile. Vediamo, e quindi insomma c'è sempre il pericolo che possa debordare nuovamente e invadere la strada, ma in realtà la situazione è tenuta sotto controllo. Bene. Vedete, le paratie sono tenute anche da questi sacchi pesanti del Udine. C'è scritto Udine, ecco, attenzione, Udine. Questa è una notizia Laura. No, vabbè. A parte gli scherzi, sacchi per tenere ferme le paratie in modo tale che se l'acqua dovesse con forza appunto invadere la strada non si sposterebbero, però possiamo dire che la situazione sostanzialmente è tranquilla. Certo bisognerà monitorare per tutto il giorno perché lo scirocco continua a soffiare e sappiamo che quando soffia lo scirocco è sempre il pericolo anche di mareggiate. Fortunatamente, come
dichiarato dal previsore dell'Osmer ieri non riguarda troppo Trieste perché è un tipo di costa più protetta per così dire, però invece bisogna stare attenti a Grado e Lignano. Non so Laura se anche dagli aggiornamenti online tu questa mattina abbia visto particolari criticità, per il momento non mi sembra, però insomma bisogna tenere un occhio anche sull'Isontino e sulle coste di Lignano, perché comunque sappiamo che quando c'è una mareggiata, soprattutto con una costa molto bassa, può fare dei danni veramente, veramente importanti. Noi triestini ne sappiamo qualcosa con Barcola, che è stata di fatto rifatta per far ritornare quella scogliera che era stata completamente erosa, mangiata dalla forza delle onde. Questa è la situazione dal Mandracchio di Muggia, dove l'acqua ha per alcuni minuti coperto il manto stradale, ma le paratie in realtà non hanno fatto filtrare molto, quindi è veramente poco bagnato, e invece qua come vedete si sta alzando, è ancora alta comunque la marea, bisogna comunque stare attenti, infatti rimarranno qui i tecnici della protezione civile per riuscire a intervenire tempestivamente qualora si dovesse ripresentare il problema, però insomma la situazione è sotto controllo. Vi restituisco la linea intanto. Grazie Gianluca. Allora la nostra ospite, che fra l'altro è una nuotatrice, dice prima ha detto non è che sia così calda, no? Quando si vai dentro in acqua comunque, non è proprio così calda, posso assicurare. Luca diceva che invece era, insomma, a parte gli scherzi, tutto sotto controllo, insomma la situazione viene monitorata adesso continuamente, quindi non dovrebbero esserci problemi. Comunque continueremo a controllare la situazione. C'è ancora forse una telefonata prima di lasciare la nostra ospite. Voleva aggiungere qualcosa su questo collegamento? Io sono contenta che abbiano trovato una soluzione, se questa funziona. Dobbiamo però ragionare anche per Trieste non solo sul fenomeno, ma anche sul fatto che comunque l'Istituto di Geologia e Vulcanologia aveva già decretato che a breve avremo 20 centimetri di più, si alzerà il livello del mare di 20 centimetri, e Trieste sappiamo che magari questa volta non è il caso, ma è soggetta anche a episodi di acqua alta, ma diciamocelo, non solo di quello. L'acqua rientra nei canali, ma anche nelle strutture, perché Trieste nasce il centro su delle palafitte di fatto, no? E quindi poi anche se metti delle barriere davanti ci sono dei danni che possono essere strutturali, invece per gli edifici che comunque ricevono l'acqua dall'infiltrazione del pavimento. Quindi va affrontato soprattutto per il futuro, per esempio per Porto Vecchio, dove va tenuto conto di questa situazione, cosa che abbiamo denunciato, ed è importante che la politica vada in questa direzione. Allora, non credo facciamo in tempo forse a sentire la telefonata, magari la sentiremo dopo, non lo so, però volevo leggere velocemente due mail, entrambe sulle zone rosse, una che dice: voi dell'opposizione sempre a criticare, ma si sa il potere logora chi non ce l'ha, dice Angela, mentre Vadim diceva: buongiorno, mi chiedo se oltre al poliziotto di quartiere non sarebbe utile avere anche dei mediatori culturali per comunicare in modo efficace con i vari gruppi etnici presenti in città. Ma infatti quello che non vado nemmeno a commentare quelle che sono delle affermazioni che sono prive di contenuti, mentre la questione del mediatore culturale, quando io vado a dire confrontiamoci e creiamo rete, è chiaro che devo confrontarmi con le varie situazioni, ed è per questo che chiamo in campo, diciamo, i servizi sociali del comune e anche le cooperative e le associazioni che operano nel sociale, perché solo da un'analisi dei dati della reali si possono fare degli interventi proficui, efficaci, e quindi capire se certi fenomeni sono legati per esempio
diciamocelo, a una crisi dell'edilizia che prima con il boom dovuto al 110 e al 90 per il bonus facciate aveva creato un grande bisogno di manodopera, adesso la stessa manodopera si trova purtroppo a non avere come dire, modo di svolgere, essere impiegata, e quindi per esempio più che la migrazione della rotta balcanica c'è da riflettere sulla richiesta che abbiamo fatto e che ha fatto la stessa regione di avere personale che venga dai paesi dell'est a lavorare perché i nostri giovani, sappiamo, vanno altrove. Quindi, come dire, il fenomeno non può essere semplicemente chiudere. La mia non è assolutamente una critica sterile, perché sto portando i dati, sto portando delle proposte, e quindi non è questione appunto di essere logorati rispetto a delle azioni che secondo me invece sono inefficaci anche dal punto di vista mediatico. Allora, grazie a Alessandra Richetti per essere stata con noi, e tornerete a trovarci qui a Sveglia Trieste, e buon lavoro. Mi farà piacere. Grazie molte.